Buongiorno a tutti, sono Francesco Zaiter, presidente del Comitato Giovani Federalberghi Garda Veneto. Mi trovo qua con Paola Silvestri, presidentessa provinciale per Avis. E abbiamo lanciato oggi il progetto Young Heroes, dove noi di Federalberghi, in collaborazione con Fidas e Avis, vogliamo sensibilizzare i giovani, gli studenti a donare il sangue. Paola, se vuoi dirmi due parole? Sì, noi siamo felici di essere qua in un ambiente molto dinamico, un ambiente giovane, perché per noi incontrare i giovani vuol dire incontrare nuove forze che ci aiutano nel grande impegno che ci siamo presi di garantire il sangue negli ospedali. Il sangue non basta mai, molte sono le limitazioni dovute alla salute, alle abitudini di vita e quindi dobbiamo essere sempre tanti. E chi meglio di un giovane può dare la sua adesione per tanto tempo, speriamo, alla nostra associazione, quindi impegnarsi in quello che è la donazione del sangue, garantire la salute a tutti. Il sangue non si fabbrica in laboratorio, il sangue per averlo in ospedale bisogna solo andare la mattina in un centro trasfusionale e tendere un braccio. È una cosa semplicissima, parliamo di eroi, ma i nostri sono eroi semplici. Certo. È facile diventare l'eroe come donatore di sangue, basta pesare 50 kg, essere maggiorenni e godere buona salute. Quindi sono tutte caratteristiche che facciamo presto a raggiungere. Certo. Però è importante, è un gesto che cambia la vita o dona la vita. Non parliamo di cambiare poco, veramente doniamo la vita. Quindi aiutateci, cerchiamo di diventare veramente tanti, perché in ospedale gli ammalati ci sono tutti i giorni e ci aspettano tutti i giorni.